Allora, cari telespettatori, rieccoci insieme, un altro capitolo della nostra trasmissione. Abbiamo qui con noi in studio Marco Michieli, presidente Confturismo Veneto, anche in ambito Confturismo nazionale, grazie di essere qui con noi, nel consiglio direttivo se non erro. Sono vicepresidente. Vicepresidente, quindi chi meglio di lui può illustrarci e soprattutto dare anche delle tranquillizzazioni sulla situazione, perché si è fatto l'allarmismo, cioè giuste cautele doverosissime, altrimenti il virus si propagava alla velocità della luce, ma poi ci sono le ricadute, ci sono le conseguenze, ci sono anche le esagerazioni, no? E allora, qual è la situazione attuale? Con la premessa che non sono un virologo, ne voglio No, ma non parliamo tale, con le categorie produttive non parliamo mai di patologie. Certo, sicuramente sono in contatto giornaliero, vorrei dire orario, con la regione, ho avuto modo di parlare con i virologi, eccetera. Il quadro è quello che tutto sommato cui ha accennato lei, è il quadro che leggete anche sui giornali, non ci sono segreti, cioè è un virus non mortale, non è un virus, è un virus influenzale con dei tassi di mortalità paragonabili a quelli della normale influenza. Il problema qual è? Il problema è che ha una viralità altissima, per cui si trasmette con la velocità del fulmine. Mentre l'influenza normale ha rapporti di diffusione molto bassi, per cui noi d'inverno non ci accorgiamo nemmeno nelle fabbriche, che ci sono 5 milioni di persone che passano l'influenza stagionale normale e stanno a casa. Non te ne accorgi perché in una fabbrica 10 stanno a casa, altri 100 sono al lavoro, non ci si accorge. Questo è un virus invece a diffusione molto rapida, per cui il rischio concreto di fronte al quale si è trovato il Presidente Zaia è stato quello dei virologi che hanno detto: vuoi trovarti 2 milioni di ammalati di colpo nel Veneto? Perché le strutture sanitarie non avrebbero neanche bravissima, perché il problema di questo virus è un altro. Ha una diffusione rapidissima, l'80%, 85% non si accorge quasi neanche di averlo, lo passa come un'influenzetta normale e via. Sono tutte cose che già sapete, ma volevo mettere tutte in fila. Non è bene sempre precisarle. Quel 15% però, c'è un 15% che sviluppa una sorta di polmonite, perdonate i termini poco scientifici, ma non sono uno scienziato. Una specie di polmonite, per cui questa richiede il ricovero in unità di terapia intensiva. Il Veneto, per fortuna, è forse l'unica regione in Italia che ha terapie intensive in tutti gli ospedali del Veneto, ma ovviamente i posti sono limitati. Qualora fosse esplosa un'epidemia da 1 milione di veneti, 150.000 dovevano andare in terapia intensiva, dove ritroviamo 150.000 letti di terapia intensiva. Il motivo per cui sono state fatte queste ordinanze è proprio per contingentare il più possibile l'infezione, cercare di tenere bassi i numeri di infezione. Infatti la cosa funziona perché la Lombardia è già andata in crisi con le unità di terapia intensiva. Il Veneto, per fortuna, faccio da corna, debiti, scongiuri, gesti apotropaici, tutto quello che c'è, il Veneto per fortuna sta reggendo, sta tenendo botta. Anche l'Emilia comincia ad avere problemi seri con le terapie intensive. Ora, voi immaginatevi se fosse esplosa completamente sta cosa, era il dramma delle terapie intensive. Questo è l'unico problema che ha determinato l'emanazione di queste disgraziate, dal mio punto di vista ovviamente, delibere che hanno inginocchiato letteralmente il mio settore per primo, tutti i settori economici, perché ovviamente tutti sono coinvolti, ma sul mio è stato uno tsunami letteralmente. Esatto, però c'è anche da vedere sempre anche il bicchiere mezzo pieno, nel senso che certo abbiamo fatto una campagna anche di diffusione di questi tamponi molto coscienziosa, molto diffusa, tanto è vero che altri paesi non l'hanno fatta, per cui i numeri erano più bassi, per cui si gioca sulle percentuali, vabbè, è come dire al nord evadono più le tasse, per forza fai più controlli fiscali, evadono più le tasse, o infrangono il codice della strada perché tu controlli mentre giù non controlli, quindi siamo a quegli stessi livelli. Perché di fatto c'è una diffusione in tutti i paesi, scopriamo in tutti i paesi d'Europa e così via, però i numeri reali, veri di ricoveri gravi e di morti soprattutto, grazie a Dio, sono ridottissimi, molto molto ridotti e legati purtroppo a precedenti patologie, a fragilità di un certo tipo per lo più. Quindi non c'è stata questa epidemia modello Wuhan della Cina, perché fossimo stato come la Wuhan in Cina, il Veneto sarebbe stato un disastro proprio irrecuperabile anche per il turismo, non solo per l'attrattività, mentre qui si tratta di recuperare dal punto di vista
anche mediatico, comunicativo, una normalità, perché di fatto, realisticamente, se le persone sono attente e prudenti, non fanno, ci si lavano le manine, mettono la mano davanti alla mano, mettono il gomito davanti alla bocca, si stanno un po', se stanno la tosse, se ne stanno a casa, perché certe persone, anche quelle che creano, ci sono i seminatori di panico, no? Certo. che tossiscono in autobus, dai, insomma, un minimo se hai tosse vai in macchina per conto tuo, la cosa non è lì, è controllata, tu puoi girare per Venezia, per le Calli, puoi visitare, puoi entrare a San Marco. Cioè, c'ero ieri, è bellissima Venezia, è triste dirlo, ma Venezia in questo momento è splendida perché ho capito la Venezia. E quello è il fatto, cioè c'è da recuperare un certo tipo di credibilità che è meno grave dell'epidemia qualora ci fosse con centinaia di morti, attenzione, perché questo è un dato di fatto. Su che cosa bisogna giocare, su che leve dovete muovervi? Lei mi ha alzato una palla, non posso che schiacciarla. Questa è un'epidemia di influenza stagionale. Okay. La pandemia è stata mediatica. Sono stati fatti degli errori, grossolani errori di approssimazione a Roma, perché io non posso vedere allora, nei paesi normali, quando succedono queste cose, parla uno per tutti, che è il Presidente del Consiglio, o il Ministro della Sanità, tiene una briefing con la stampa una volta al giorno, due volte al giorno, un briefing a Palazzo Chigi, in giacca e cravatta, e spiega com'è la situazione, magari affiancato dal Ministro della Sanità e dal più alto dirigente, e da un dirigente dell'OMS. Nel nostro sventurato paese noi ci siamo visti per 10 giorni un Presidente del Consiglio in maglioncino della Protezione Civile, praticamente mangiava e dormiva in Protezione Civile. Che messaggio abbiamo mandato? Mi ricordava il Berlusconi del terremoto, che era sempre sul pezzo di qua di là. Sono due situazioni diverse. Il terremoto era contingentato a una determinata zona. Allora, il Presidente del Consiglio, brava, non era contagioso. Il Presidente del Consiglio può andarsene in giro con la sua bella giacchettina della maglietta della Protezione Civile e non fa nessuno fa un plissé. Quando hai un'epidemia in corso, farti vedere in pianta stabile in Protezione Civile. Col maglioncino della Protezione Civile, un Presidente del Consiglio che di solito ha 5 punte sul taschino, sul fazzoletto nel taschino, eccetera, eccetera. Qualcun altro, dai, esatto, mediaticamente ho capito, però ha fatto un errore esiziale, perché il messaggio che ha mandato è: attenzione, siamo alla pandemia. I media, io non accuso i media italiani di aver esagerato, i media italiani non hanno fatto altro che riportare le notizie che venivano date dalla Presidenza del Consiglio. E il problema qual è? I media stranieri, i quali godono come ricci quando possono triplicare per 3 le disgrazie, e lei lo sa bene, e io ahimè lo so bene, le disgrazie che succedono in Italia, beccano l'ultimo quotidiano dell'ultima provincia italiana che fa 7 copie, scrive una roba, loro la prendono, la ripropongono in prima pagina, un quotidiano che fa 5 milioni di copie, in Germania per esempio, e già che ci sono moltiplicano per 3, chiaramente, perché hanno interessi economici specifici anche i tedeschi a dirottare i turisti dall'Italia a altri paesi, perché hanno investimenti economici. Allora, tutti gli aeroporti greci sono di proprietà dei tedeschi. I tedeschi. Quindi noi siamo anche un po' lacunosi dal punto di vista delle linee. Noi siamo i più deboli, noi nel sistema turistico, che se ne dica il petrolio dell'Italia, che se ne dica che l'Italia siamo i più deboli strutturalmente di tutta Europa, perché le grandi agenzie internazionali in Germania sono agenzie che muovono 14-16 milioni di tedeschi. Queste agenzie hanno i loro aerei. Allora è chiaro che a Jesolo, a Bibione o a Venezia non organizzi i charter dalla Germania per venire giù. Si viene giù in automobile e quindi loro non hanno il business del trasporto aereo. In Turchia, guarda caso, si va. Sì. C'è l'aeroporto di Antalya in particolare in Turchia, che è la costa sud, quella spiaggiosa diciamo della Turchia. Lì quando lei va sembra di essere nel park della la più grossa agenzia tedesca si chiama TUI e ha i voli TUI, sì. E ha i voli TUI. Lei sembra di essere, non so, se avesse una base, l'aeroporto base, lì è 20-30 aerei permanentemente della TUI che sono lì.
Però abbiamo visto cosa vuol dire avere compagnie che abbiano degli aerei, delle linee, perché quello che è successo anche di recente, di un fallimento importante, ha provocato danni incredibili. Certo, ma questa è gente che è in grado di dirottare i milioni. Il cliente ripetitivo, il cliente affezionato alla località, eccetera, in questo momento è alla finestra. Chiaro? Quindi lei dice, li portano via praticamente, non fanno nient'altro che portarli via da noi e dirottarli nelle loro destinazioni di convenienza, ed ecco il perché sono tanto presenti in Grecia. Hanno tutti gli aeroporti in mano, in Grecia hanno investimenti immobiliari, in Turchia hanno grossissimi investimenti immobiliari, nel senso che queste agenzie possiedono o gestiscono alberghi, quelli classici albergoni, quelli a 400 camere. In Egitto non ne parliamo nemmeno, oltre alla differenza di provvigioni che dà un albergatore italiano rispetto a un albergatore turco. Siamo a 25-27% di provvigione che dà l'albergatore all'agenzia italiano, il turco ne dà 40%. Addirittura? Sì, e se no in Turchia nessuno prenota direttamente all'albergo. In Egitto addirittura neanche hanno la provvigione, una camera... Insomma, è successo a me, ho chiesto al proprietario dell'albergo, io avevo una Junior Suite, fronte Mar Rosso, ma proprio veramente che lanciavi la ciabatta e cadeva in acqua, bellissima, molto bella, appena fatta e tutto quello che vuole. Stavo parlando con il proprietario e ho detto, vedo che lavori con la TUI, no? Cosa gli date di provvigione? Ti do una traccia, in Italia noi il 25-27, in Turchia il 40%. Provvigione mi fa, sai cosa mi danno per la tua camera? Mi danno 7, fatto il calcolo, 7 euro al giorno. E io lo guardo e dico, ma come fate a starci dentro? La risposta di questa è stata molto bella, sì, è un po' dura ma ci stiamo dentro. Quindi questi con 7 euro, io non riesco a dare una colazione la mattina con 7 euro, ecco. Capisci? Quindi è chiaro che queste grandi agenzie hanno tutto l'interesse a dirottare dove fanno più business loro, non dove il cliente ha voglia di andare. Quindi non appena noi diamo margine di un piccolo cedimento, vuoi Venezia sott'acqua, vuoi un paese devastato, eccetera, si agganciano per fare speculazioni loro. Questa purtroppo è una sensibilità che abbiamo esacerbata forse anche noi operatori diretti del settore, ma che a Roma non è percepita. Lei si ricorda tanti anni fa lo spaghetto con il revolver con la P38 sopra sulla copertina dello Spiegel? Ecco, quella lì. Queste sono le cose sulle quali ci sguazzano tutti gli interessi economici, i macro interessi economici, perché noi in realtà... Sì, noi lavoriamo sui piccoli numeri e su singoli, cioè non lavoriamo su sistemi, mentre nel resto d'Europa e del mondo lavorano su sistemi. Appunto il turismo cinese non è un turismo spicciolo, è un turismo massivo. L'Italia è un turismo fatto di, rimanendo agli alberghi, i numeri sono 33.000 alberghi, quasi tutti di proprietà o in affitto, ma comunque gestiti da una famiglia. Le catene sono pochissime e diciamo i colossi italiani sostanzialmente non ce ne sono, ci sono alcune importanti catene italiane, ma catene con 10 alberghi. Non sono hanno molti più alberghi in Italia le grandi catene Marriott e compagnia bella internazionali piuttosto che la più grande catena italiana. E questo dal mio punto di vista è anche un bene, perché i grandi alberghi di grande catena hanno un modo di trattare le persone che chiaramente è più standardizzato, meno attento, meno all'italiana, diciamo, mentre la famiglia ha sempre quella cosa che viene moltissimo apprezzata, mi creda, perché lo straniero, soprattutto l'italiano, è abituato a essere trattato cortesemente al ristorante, a essere trattato cortesemente in albergo, ma lo straniero no. Lo straniero è abituato all'atteggiamento assettico, lei arriva alla concierge dell'albergo, trova un'impiegata tutta impettita che le dà un buongiorno formalissimo, le dà la sua chiave, le fa firmare 2 robe e arrivederci, grazie. Qui in Italia è diverso, la segretaria se ti vede tornare, signor Rossi come sta, la signora, è tutto un qualcosa di diverso. Per gli stranieri è sconvolgente questa cosa, che non sono abituati, per cui amano moltissimo questo tipo di approccio. Per cui la formula italiana non è sbagliata nella modalità nella quale si propone, è problematica perché essendo appunto fatta di decine di migliaia di piccole unità, ma lo stesso discorso se vuole vale per il commercio. Negli altri paesi sono molte più catene, molti più franchise, molte più cose organizzate. Allora, da un lato c'è, tutte e due le cose presentano vantaggi e svantaggi. Il vantaggio della grande organizzazione sta nel contenimento dei costi, sta in tutta una serie di promozioni che si possono fare, eccetera.
Mentre il vantaggio della piccola distribuzione, diciamo, e noi albergatori facciamo parte della piccola distribuzione, è proprio quello del rapporto diretto, cordiale col cliente. Il casolin che le fa assaggiare il pezzettino di formaggio, signora mi è arrivato questo nuovo, è una cosa bellissima, io adoro sta roba, comprare su internet. No, non ti dà neanche, non c'è trasmissione. Non c'è trasmissione. Per il nostro mondo è lo stesso, però questa cosa si trasforma in un handicap in queste contingenze. Allora, come si può superare questa handicap a questo punto? Perché poi adesso di tutto ciò capito, spiegato, eccetera, gli altri ci possono speculare tantissimo, senza dubbio. E ci speculeranno. E ci speculeranno, ci godranno a questo punto, però noi dobbiamo trovare la strategia di uscita. Guardi, la strategia, allora, il tema è nervi saldi, quello è il messaggio ai miei. Perché poi lei dice, riceve costantemente tante telefonate da operatori del settore, per quello ancora di più. È uno strazio, perché io ho singoli imprenditori che si procurano, Dio sa come, il mio numero di telefono, mi arrivano telefonate e le assicuro che sentire gente di 60 anni che ti piange al telefono con uno sconosciuto sostanzialmente, che sono io, sono cose che ti toccano parecchio. Ora, quello che dico ai miei, lo sto dicendo ormai da giorni, è nervi saldi. Siamo imprenditori, siamo veneti, siamo imprenditori, quindi nervi molto saldi. È la più grave emergenza, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, è la più grave emergenza che abbia colpito il settore del turismo italiano, perché dopo l'errore di Roma è stato quello di trasformare l'Italia, abbiamo 2 zone rosse, 5 km quadrati a Vo Euganeo e 20 km quadrati in Lombardia. I messaggi che sono partiti da Roma sono l'Italia è un lazzaretto. Ecco. Ma anche il Sud Italia è stato Sud Italia a punto di cancellazione, in Puglia il mio collega mi diceva punto di cancellazione al 90%. Addirittura anche la Puglia? Sì, lei consideri che la Puglia lavora d'estate, adesso cosa siamo a marzo, fra 15 giorni fa il bagno in Puglia. Ecco, e quindi in Sardegna lo stesso, in Sicilia pure. Mi spieghi lei cosa c'entrano queste regioni con 2 focolaietti che non riesce neanche a vederli sulla carta geografica. Pensavo che Sicilia, Sardegna e zone Roma è vuota, Roma è vuota, Firenze è vuota, Viterbo è vuota, mi aiuti, vuoto dappertutto. Ma allora, lo faccio finire, dopo faccio il domandone. Ma usare delle strategie di sconti allettanti, vuoto per pieno, cioè per portare il turista italiano che in questo periodo magari è a casa perché ha i bambini a casa, farsi i weekend di 4 giorni a Roma, anziché quando non può magari permetterselo, però adesso, in modo che gli alberghi almeno qualcosa muovono, dopo torni a tariffe normali, però tenere sempre attivo piuttosto che non avere nessuno. Guardi, queste sono soluzioni di impulso che l'albergatore che si trova, l'albergo vuoto, ci sono già tanti albergatori che stanno facendo queste cose. Il problema è, primo, io non trovo corretto svendere un qualcosa in perdita addirittura, perché stanno facendo delle offerte veramente in perdita, perché la percezione che poi ha il nostro utente è, ma allora, se mi fai pagare adesso 20 euro, perché me ne facevi pagare 100 un mese fa? Coi 100 si riesce a tenere la gestione in piedi dell'albergo, si riesce a dare servizi, si riesce a rinnovare l'albergo, eccetera. Coi 20 non si fa neanche pari. Quindi andare a raccattare i 20 euro, che poi non li raccatti nemmeno, perché se la gente non vuol venire, tu puoi offrire, puoi dargli soldi perché vengano. In questo momento io credo che se noi offrissimo soldi perché la gente venga, la gente non viene lo stesso. Ci siamo a questi livelli. Perché abbiamo creato, perché da Roma è stato creato il panico. L'Italia è percepita, lei vede, io adesso, chiaramente io sono sul pezzo, però l'altro ieri mi chiama uno da Berlino, sai sono atterrato, meno male, non mi hanno né misurato la febbre né fatto terrorizzati. C'è l'angoscia della quarantena obbligatoria per gli italiani. Un altro a Parigi 2 giorni fa mi ha telefonato, tutto bene qua, no? Pensavo che mi rimandassero indietro invece, però da altri paesi. Ti rimandano indietro. Da altri paesi, l'Inghilterra non ha dato lo sconsiglio, così si chiama tecnicamente il termine, a venire in Italia, però ha detto sappiate che se andate in Italia quando rientrate vi beccate 14 giorni di quarantena, che è peggio di uno sconsiglio se mi consente, e quindi gli inglesi ovviamente non si muovono. Quindi anche viaggi di lavoro insomma, sono... Tutto, abbiamo aziende nostre alle quali viene, che mandano in giro. Noi siamo dei grandi produttori di meccanica, di macchine, di cose, quindi dobbiamo fare anche le manutenzioni a queste macchine. Abbiamo il cliente tedesco che dice no, non mandatemi sul tecnico a fare la manutenzione, per carità, viene da Padova piuttosto che viene dall'Italia.
Cioè siamo a livelli veramente di panico che sicuramente non ha motivo di essere, non è creato dal virus, è creato da una pessima comunicazione iniziale, ma che ahimè purtroppo vedo continuare tutti i giorni, perché un atto di resipiscenza da parte di Roma sotto questo profilo non l'ho visto, deve esserci. Allora, quello che chiediamo noi è di articolare innanzitutto dall'altro ieri, non da domani, una comunicazione come viene fatta normalmente in un paese normale. E questa comunicazione non può essere fatta da Zaia, non può essere fatta dall'assessore al turismo del Veneto, non può essere certo fatta dal sottoscritto, dal singolo operatore, perché è ovvio che siamo coinvolti. Deve essere fatta al più alto livello, non dico Presidente della Repubblica, ma Presidente del Consiglio, con a fianco il Ministro della Sanità e un rappresentante dell'OMS a garanzia che questi non dicano sciocchezze. Certo. Hai capito? Questo già serve verso il pubblico straniero, anche quello italiano, ma serve verso il pubblico straniero a dire: signori, questi sono i fatti, poi le fantasie sono un'altra cosa, ma questi sono i fatti. E questa è la prima fase di comunicazione corretta, contingentare quello che è questo fenomeno, non è Ebola, signori. Certo. Qua sono tutti terrorizzati da sto virus, da sta cosa. Poi tutta una serie di provvedimenti, non annoio certo chi ci sta ascoltando con l'elenco dei cahiers di doléances, delle misure che devono, a mio modo di vedere, essere prese per il settore del turismo, perché lei consideri che in questo momento l'albergo medio del Veneto ha un indice di riempimento che va dallo 0 al 10%. E quindi cassa integrazione? E quindi cassa integrazione, prevedere la cassa integrazione straordinaria anche per le attività, esatto, anche per le attività stagionali, perché altrimenti gli albergatori del mare non mi assume in questo momento. Non so se apre, se non apre. Siamo in questo tipo di condizioni. L'ultima cosa, siamo in chiusura, un'altra cosa importantissima da fare. E poi, questo ieri avevo proprio una riunione con l'assessore Canner, su questo concordiamo perfettamente, ma anche lì deve essere lo Stato che parte per primo, una campagna massiccia, una volta finita l'emergenza, quindi tolta la delibera, come si chiama, l'ordinanza, una volta scaduta l'ordinanza, la mattina dopo, signori, finita l'emergenza, siamo qui pronti a cogliervi a braccia aperte, detta molto banalmente, ma una campagna stampa massiccia, indirizzata soprattutto verso i paesi maggiormente afferenti turismo al nostro paese. Chiarissimo Presidente, speriamo che questo possa avvenire quanto prima. Allora ringraziamo il Presidente Marco Michieli, Confturismo Veneto, parleremo ancora di turismo però in un altro appuntamento di approfondimento, intanto voi restate con noi, andiamo in pubblicità e apriamo un'altra finestra su altre tematiche. A dopo.